Torniamo al presente, guardiamo un attimo al futuro, alla Settimana Santa 2025, perché, come sapete, tornano i misteri nella città vecchia di Taranto. 10 anni dopo il 2015, quando, in occasione dei 250 anni della donazione delle statue di Gesù morto e della Dolorata da parte della famiglia Calò al sodalizio della Confraternita del Carmine, oggi si festeggia i 350 anni proprio dalla fondazione dell'Arciconfraternita, e il sodalizio guidato da Antonello Papalia ha scelto di tornare tra i vicoli dell'isola che insomma hanno dato i natali a questa tradizione meravigliosa di Taranto. E di questo e magari anche di qualche piccolo dettaglio cercheremo di rubarlo proprio al priore Antonello Papalia, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno. Priore, allora la conferma è quella, diciamo, che sappiamo già da qualche settimana e da qualche mese, insomma è arrivato anche l'ok del sindaco, del comune, adesso si lavora per organizzare tutto, però partiamo da un dato. Confermato il percorso del 2015, quindi via Garibaldi, Postierla, via Nuova, San Cataldo e poi via Duomo, per farla facile. Si torna sulla scalinata? Sì, il percorso sarà lo stesso, naturalmente il sì legato all'amministrazione comunale e un sì legato ai problemi di cantieri che insistevano nella città vecchia. Nei giorni scorsi, appena ieri, sono partite le richieste di autorizzazione alle autorità competenti, che farà scattare il meccanismo organizzativo della stessa. Ok, tanto per capirci, per esempio davanti a San Cataldo c'è il grande cantiere di Palazzo Troilo, ma mi pare che quello debba essere chiuso a breve. Sì, lo stanno già smontando e comunque a questo riguardo devo dire che gli incontri che abbiamo avuto anche con la Confraternita della Dolorata e i rappresentanti dell'amministrazione comunale sono stati molto costruttivi. C'è stata una convergenza e una volontà di trovare le soluzioni tecniche praticabili per rendere fruibile il territorio. Io devo dire veramente che, come ricordavi, 10 anni fa la sensazione era totalmente diversa, nel senso che ho trovato molto ostruzionismo nell'organizzazione di quella processione. Devo dire che a distanza di 10 anni, insomma, l'atteggiamento dell'amministrazione è diverso. Cambiato. Sì, assolutamente. A proposito di 10 anni fa, tutti ricordiamo, insomma, la folla oceanica di via Garibaldi, un vero e proprio fiume di teste, di gente, tantissima. Meno, ovviamente, per ovvie ragioni, su via Duomo. Mi pare di aver capito, Priore, che state anche pensando, diciamo, a fornire proprio consigli utili per godere al meglio di questa processione. Sì, Francesco, io credo che questa sia stata, diciamo, la svolta vincente dell'organizzazione di 10 anni fa e cercheremo di ripercorrerla. Noi abbiamo cercato di dare delle informazioni giuste per come poter assistere alla processione nelle maniere migliori. Via Garibaldi in realtà è una via molto molto larga ed la percorriamo nell'orario di maggior afflusso dei fedeli alla processione. Quella che, per intenderci, nel percorso originario della città nuova vedeva i misteri in via di Palma. Cioè via da Quino e via di Palma. Certo. Esatto, via di Palma e via Garibaldi è forse il doppio di larghezza di via di Palma, quindi ha consentito 10 anni fa di accogliere in quel momento tantissima gente, molto di più rispetto a quella che vediamo abitualmente su via di Palma. Io credo che quella dell'informazione fatta bene, cercando di spiegare le motivazioni anche di queste indicazioni. 10 anni fa usammo varie forme, tra cui anche una piccola brochure descrittiva. Credo che ci muoveremo sulla stessa direttiva, quella di dare le maggiori informazioni possibili, e poi a distanza di 10 anni abbiamo anche la possibilità dei social, che sono assolutamente più seguiti rispetto a 10 anni fa, e quindi sarà maggiore questa informazione. Priore, un'ultima domanda a cui chiedo di rispondere in 30 secondi perché siamo in chiusura. Quanto sono agitati i confratelli? Quanto sono emozionati per questo ritorno? Beh, sì, su questo non c'è dubbio. Questa manifestazione, anzi sarebbe più giusto dire, i riti della Settimana Santa
sono nati nella città vecchia e pertanto è un ritorno sulle orme dei nostri padri, e come 10 anni fa qualcuno ha scritto come titolo di un articolo giornalistico bellissimo, è l'abbraccio dell'isola madre ai suoi perdoni. Grazie ad Antonello Papalia, priore dell'Arciconfraternita del Carmine, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti.